Rieccoci, non vi dico la fatica nel fare questa trasmissione dietro le quinte cosa succede, perché dietro le quinte arrivano ovviamente tutte le persone che lavorano a fianco del sindaco, ovviamente arrivano domande da una parte e dall'altra. Una città viva, è una città viva. Cercheremo di rispondere. Primo Inter Palace, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo in diretta anche ovviamente come avete ben capito durante la trasmissione, quindi potete mandare messaggi o telefonare, ne abbiamo moltissime, sia messaggi sia telefonate. Allora andiamo con ordine, le telefonate, chiedo scusa ovviamente ai nostri telespettatori cittadini padovani, dobbiamo ovviamente chiamare noi per verificare che non siano telefonate fasulle, quindi andiamo con i messaggi, Dennis, poi con le telefonate. Se la regia alza l'audio ripartiamo perché non abbiamo sentito nulla, la regia che è attenta alzerà l'audio. Adesso mi sentite? Perfetto, vai. Bene, allora possiamo andare subito con i primi messaggi, allora di questo altro blocco, possiamo vedere subito il primo. Buonasera TV7, sto sentendo quello che dice il sindaco di Padova riguardo l'importanza del lavoro. Io faccio parte degli spettacoli viaggianti e da sempre montiamo le nostre giostre in Prato della Valle e spero che ci sarà una ripartenza, che ci diano modo di ripartire anche a noi, grazie e buona serata. Questo è il primo, andiamo a vedere... Vediamo se riusciamo a dare la risposta rapidamente. Sindaco, sì. Riusciamo? So che l'assessore Bressa, di cui la competenza è sua, si sta interessando molto di questa cosa. Ovviamente abbiamo un problema della pandemia, ovviamente. Oggi è difficilissimo dare risposte in questo senso, anche perché 13 giugno è domani, per cui dopo è scontato che è difficilissimo fare raggruppamenti. Non penso sia fattibile. Io ricordo molto piacevole giostra quando ero ragazzo. È cambiato il mondo. E così andava. Si ricorda che la giostra che frequentava di più? L'autoscontri. Andiamo nel secondo messaggio, abbiamo conosciuto che questo è il sindaco. Andiamo nel secondo messaggio, prego. Sindaco, prenda nota che il parcheggio alla Prandina al mattino andrebbe aperto alle 7:20 invece che alle 8:10, in quanto genera una colonna infinita di vetture fino in via Euganea tra inquinamento e traffico. Si può fare questo di aprire un po' prima? Sindaco, può controllare da domani? Non credo. Penso che vada bene l'orario attuale. Ricordo che la cosa si forma in un motivo ben preciso, che non costa. Sono molto curioso di vedere quando saremo proprietari, mettendo ovviamente a pagamento, penso che cambierà molto la cosa. Per me no. Ma non lo so, io non lo so. Beh, anche Piazza Insurrezione, che è la più costosa, costa l'Irredio, però è sempre non pieno. Lo so, però non è fattibile. Ovviamente oggi stiamo sopportando un costo senza nessun introito. Per cui è difficile cambiare, abbiamo controlli, un po' difficile cambiare. È difficile. Andiamo al messaggio successivo, Dennis. Però domani do un'occhiata. Per la gestione della Prandina, raccolta rifiuti e tutte le altre cose in itinere, spero che l'amministrazione abbia un approccio pragmatico e non ideologico, come vedo in una lista della maggioranza. I voli pindarici che non tengono conto della situazione attuale fanno poca strada e sono poco efficaci. Perfettamente d'accordo. D'accordo. Ha interpretato il mio pensiero al 100%. D'accordo con il sindaco questo pensiero. Andiamo al successivo. Per il porta a porta all'Arcella Ovest sono stati fatti degli errori. Leggo che all'Arcella Est i passaggi per la raccolta di plastica, carta e vetro sono stati raddoppiati per tutte le abitazioni. Non sarebbe più efficace estendere questa misura a tutta l'Arcella, ma solo ai condomini di medio-grandi dimensioni? Che incidenza percentuale avrà sulla Tari? Domanda interessante. Allora, per quanto riguarda i rifiuti porta a porta, abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi dove sono i condomini con numerose abitazioni. Perché spesso, volentieri, vuol dire che occupiamo spazi privati di condomini qui bidoni. E questo non va bene. Stiamo risolvendo il problema punto per punto, condominio per condominio, assieme all'assessore Chiara Gallani. Noi siamo convinti che questa operazione va bene. Altro che bisogna essere sensibili dove sono i problemi e va sviluppati. È vero che raddoppieremo i passaggi per riunire i bidoni, però questo è un problema che va risolto col tempo e con calma. Io chiedo scusa a tutti quelli che abbiamo creato dei problemi, perché mi è chiaro che creiamo dei problemi, però bisogna avere pazienza perché l'aspetto dell'ecologia è importante. Dopo abbiamo un problema di inceneritore. Allora, o facciamo il porta a porta, aumentiamo il differenziata o usiamo l'inceneritore. Bisogna che siamo un po' coerenti con tutto quanto. Bisogna pensare all'ambiente. Questo mi sembra chiaro che ormai dobbiamo pensare all'ambiente. Per cui
Dove ci sono i problemi? Cercheremo di risolverli, questo è il nostro impegno. Abbiamo problemi dietro al PAM, penso li abbiamo risolti dietro il PAM della cella, penso con l'assessore li abbiamo risolti con i cittadini. Se parliamo assieme, tutti quanti, un po' alla volta risolviamo i problemi. Per cui non è facile, però un po' alla volta ci impegniamo, perché è una cosa importantissima. La cella è una città. Non è un quartiere, 40.000 abitanti. Denis, sono le telefonate, scusami perché abbiamo seguito i messaggi, com'è la situazione? Abbiamo le telefonate o possiamo continuare? Sì, abbiamo due telespettatori in attesa. Allora andiamo con il primo, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, sono Franco, mi sente? Da dove chiama? Da Brusegana. Da Brusegana, prego. Bene, vorrei sapere, buonasera Giorgio Turino, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Vorrei chiedere, noi a Brusegana, quartiere Brusegana, sono circa 3 anni che facciamo la raccolta fermo, le chiedo scusa, se può staccare un po' il telefonino perché rimbomba altrimenti gentilmente un po' dalle sue labbra, un po' staccare, prego. E se può ripetere perché non abbiamo sentito. Allora, diciamo, noi quartiere Brusegana, siamo lì circa 3 anni, facciamo la raccolta differenziata di circa 92% separiamo. Come mai la tassa dei rifiuti sanitari non viene ridotta, non si abbassa? Perché dice la tassa? Perché a Brusegana, non ho capito la prima parte, però non si abbassa la tassa sui rifiuti. Per quale motivo? Sono 3 anni che facciamo la raccolta differenziata. Che fanno 3 anni che fanno la raccolta differenziata e non si è abbassata la raccolta rifiuti, il costo. Per quale motivo? Dobbiamo ragionare sulla città, non sui quartieri, ovviamente. Abbiamo un impegno molto importante sulla Tari. Stiamo cercando. Aspetti, perché un'altra telefonata, vediamo. Ne deve fare altre domande, chiedo scusa. No, a posto, grazie. Bene, adesso risponderemo all'altra, così il sindaco risponderà a entrambe. Vengo da lei subito, perché abbiamo la seconda telefonata già in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Alberto Vitale, mi sentite? Da dove chiama? Chiamo da Padova, quartiere Arcella. Prego. Saluto il sindaco, saluto lei conduttore. Ciao. Buonasera. Della trasmissione. Buonasera sindaco. Buonasera. L'ha appena citata un attimo fa la città nella città, l'Arcella, che conosciamo molto bene e di cui abbiamo parlato tante volte in vari incontri. E Arcella si era detto priorità numero 1. E i buchi neri dell'Arcella sono ancora lì, li conosciamo a Britto, Exconi, Configliacchi. Configliacchi mi è molto a cuore e penso sia molto a cuore anche ai residenti. Abbiamo raccolto quasi 2 anni fa 1200 firme indirizzate al sindaco e al CDA del Configliacchi. Ad oggi quella struttura che ospitava una casa di riposo in un quartiere prevalentemente anziano, penso l'età media italiana è 55 anni, l'Arcella forse raggiungerà i 60. Io più volte anche in regione avevo scritto al Presidente della Regione, al dottor Luca Zaia, avevo suggerito tra le tante una casa di riposo. Avete visto che è un quartiere anziano o un centro residenziale? La domanda su Configliacchi? La domanda è, sappiamo che c'è un bando in qualità dell'abitare che è stato presentato. Le tempistiche, le risposte del governo, speriamo tutti che arrivino i soldi. Se i soldi non arrivano, c'è già un piano B su questi buchi neri dell'Arcella? Ringrazio e saluto. Prego, buon dice, lavoro. che aspetto i lavori tra quelli con Configliacchi, dice voi avete detto che devono arrivare i soldi, vabbè, capito tutto. Allora abbiamo 2 risposte, però prima ci eravamo dimenticati perché ha chiamato che il Presidente della provincia, lei doveva dirle qualcosa, quindi ricordiamo, prima Presidente della provincia, poi Arcella, poi Brusegana. Mi ha detto che mi sta controllando il Presidente della provincia. Che le sta controllando. Non deve stare tranquillo perché io controllo lui, è diversa la cosa. Cioè un controllarvi a vicenda, insomma. Ma un buon rapporto con Fabio, un buon rapporto di collaborazione, molto importante. Perfetto. Ogni tanto mi arrabbio con lui, ma perché gli voglio bene, non per altri motivi. Fabio, e poi trovate l'accordo. Ma se troviamo l'accordo. Lui ha un'arma molto importante nei nostri confronti, nei miei confronti della città. Deve trovare il modo, ovviamente legittimo, per cedere una parte di area importante che si chiama PP1. Se lui non trova un modo, ovviamente corretto, per cedere l'area a chi è interessato, PP1 rimane fermo. Perfetto, per cui Fabio, attento, stai attento, perché sono molto interessato allora, a questo argomento. È un'area pregiata in centro di Padova che rimane ferma
non per colpa tua, mi permetterei mai di ritornare. Ecco, ha capito Bui, doveva salutarlo, invece già ha fatto delle richieste il sindaco per l'interesse della città. Allora ritorniamo invece noi. Tagli, una cosa importante, i rifiuti. Arcella, i rifiuti, quello che vuole rispondere per prima, insomma. Il tassa, ha chiesto la tassa, Sì. se lei non si ricorda più. Allora, la tassa sui rifiuti ogni anno aumenta. Aumenta perché? Aumenta per un motivo molto semplice, sempre costa di più, perché cerchiamo di dare il massimo dei servizi. No, si inquadra la telecamera così perché il monitor, non volevo farla vedere a tutti, però lei mi ha guardato, ecco così, perfetto. Perfetto, ok. No, perché lo spiego ai telespettatori, perché leggendo il messaggio noi guardiamo i monitor sul lato, invece noi siamo impegnati in prego. una fase molto importante. Chi ha chiuso l'attività, cerchiamo di non far sì di farne pagare i costi. Trovo veramente naturale far pagare la Tari a un'attività che ha chiuso per un mese, 2 mesi, 6 mesi. Non possiamo fare questo. Per cui dobbiamo trovare il modo equilibrato, perché questi non pagano, aumentare il minimo della tariffa di rifiuti. Non è facile, è molto complicato. Abbiamo messo a bilancio anche una cifra importante, stiamo aspettando il governo cosa deciderà. Oggi io capisco che le famiglie è un costo molto importante, però abbiamo anche un dovere verso le imprese che hanno chiuso, che non hanno aperto. È difficile far pagare i soldi a chi non ha aperto, a chi non ha avuto attività, ovviamente. Per cui stiamo cercando in maniera equilibrata di trovare soluzione con l'assessore Bressa. Perfetto. Arcella? Configliacchi. Noi avevamo partecipato a 3 bandi del governo, tutte e 3 importantissime. Uno di questi si chiama Arcella, in cui c'è l'Exoni, i Configliacchi, in cui moltissime abitazioni da rigenerare, da mettere sotto l'aspetto, anche sotto l'aspetto il risparmio energetico. Tutte queste 3 bandi valgono 45 milioni, 15. Cerchiamo nei limiti del possibile di intervenire sul governo per far sì di ottenere, non dico tutti questi soldi, ma avere una buona parte. Questo vuol dire cambiare Arcella. Vuol dire cambiare Arcella in che senso? Se mettiamo a posto l'Exoni, il palazzetto Piazza Azzurra d'Italia, e se mettiamo a posto... Abbiamo che qui i rendering, se facciamo, chiedo alla regia mettere i rendering... mi prendono in giro sempre a dire che è aggiunta di rendering. L'ho detto io, abbiamo rendering, andiamo con i rendering. Che i rendering però hanno portati a compimento, state tranquilli, una alla volta. Bene. È un argomento importante questo. Per cui so perfettamente che è una cosa a cui gli arcellani tengono molto i Configliacchi. Noi abbiamo fatto un'opzione d'acquisto, se il bando va a buon fine, per quanto riguarda la risistemazione. Vi ricordo che è protetto sovrintendenza, un edificio storico. Io mi auguro e spero che riusciamo a ottenere questo finanziamento. Brava la regia, eccoli qua. Non so se questo è l'Arcella, vediamo. Comunque sono 3 bandi, questo è importante, sono convinto. Abbiamo aree da sistemare. Se noi riusciamo a avere questi soldi del governo, 15 milioni per quanto riguarda l'ex macello in via Cornaro, 15 milioni per quanto riguarda... Scusi se ha detto poi chiusura, e se non arrivano i soldi cosa farà l'amministrazione? Allora, ovviamente non abbiamo 45 milioni da investire, però c'è un impegno a sistemare un po' di cose, ma io sono convinto che, ad esempio, l'ex macello, che è questo qui, che vuol dire trasformare il Museo della Scienza, assieme a tante abitazioni. E sono convinto che gli imprenditori privati faranno uno sforzo per mettere a posto l'ex macello. Diventa un museo della scienza per i bambini, per i giovani, è molto importante. Per quanto riguarda la fiera... No, ritorniamo all'Arcella, se non arrivano i soldi lei farà qualcosa, cosa farà? Ci impegneremo a fare qualcosa, non stiamo già lavorando su qualcosa, ci state lavorando, insomma, non posso anticipare perché non è corretto da parte mia dire quello che stiamo facendo, perché prima voglio essere certo di quello che facciamo prima di dirlo. Quando uno dice così vuol dire che non è stato fatto nulla, però metto un po' di cattiveria su me. No, lei si sbaglia, non mi conosce bene evidentemente. Io dico che stiamo facendo qualcosa. Qualcosa anche importante, sarà una sorpresa tra 15 e 20 giorni, un mese, che non c'entra col bando dell'abitare, col bando dell'abitare. È una cosa in più, sarà una sorpresa molto gradevole. Non ne becco una delle domande, sorrido per questo. È vero che per l'Arcella, Exoni, abitazione,
Configliacche, sono cose importanti sotto tutti gli aspetti. Chiaramente è solo un problema economico, e il problema economico in questa fase qua, per quello dico, oggi io mi sto impegnando al massimo per un rapporto col governo, con i ministri. Abbiamo bisogno di portare a casa le risorse. In tutto questo c'è anche, ovviamente nel punto messo, la riqualificazione dei vecchi distributori, quello del Bassanello che abbiamo visto, però anche altri, via Manzoni, no, adesso al di là delle battute, quello è una cosa che ci riguarda sul fatto, però c'è una riqualificazione di molti punti, molti distributori. Bravo, questo è quello molto bello che tra l'altro ci è voluto un po' di tempo, delle volte io e lei abbiamo avuto le discussioni in merito, però adesso finalmente solo c'è. Solo tre anni. Finalmente sarà contento. Non è male, però viene fuori una cosa bellissima, perché adesso sarà fatto un bando per fare un edificio a servizio del fiume, è una bella area. Vi ricordo, io passavo, lo dico per l'ennesima volta, passavo con il cittadino normale e odiavo questo posto. E ho detto, quando sono entrato sindaco che risolva questo problema, ci ho messo 3 anni, abbiamo trovato 3 anni e mezzo. 4 anni. Perché c'era di tutto sotto. C'era 7 cisterne, abbiamo trovato di tutto, però l'abbiamo risolto, e verrà fuori un'area bellissima. In più l'assessore Bressa, questo qua è stato mica Lizzi, l'assessore Bressa. Io sapevo Denis, che il presidente della provincia Bui voleva telefonare, non ho capito. Lei ha acceso la miccia e noi lo riceviamo. Rispondeva. È nei guai come lo sentiamo. Però finisce questo, sì. L'assessore Bressa sta veramente, assieme a Michelisi, abbiamo tanti distributori inattivi. Bisogna trovare l'accordo con i privati, ce li regalano anche. Però dobbiamo bonificare, il che è un problema. Ad esempio, via Manzoni ne ha chiuso uno, bellissimo. Questo. Certo. Un po' alla volta facciamo le cose. Arcella, Michelizzi ne ha fatto un altro. Ma certi che sono anche per andare vicino all'aeroporto, c'era un benzinaio che lì è spianato, è privato o è del comune? Sa, proprio di fronte più o meno, non lo so. Di fronte più o meno all'aeroporto, c'è un grosso, dove c'era un benzinaio che lì è stato spianato, è stato chiuso, e ce ne sono un paio che nella città, allora volevo chiedere se sono del comune o no, perché non so tutto. Davvero farti il parcheggio o qualcos'altro se è del comune così. Ha chiamato il presidente della provincia Bui, Fabio Bui, che ovviamente lo salutiamo. Buonasera Presidente, come mai ha chiamato Presidente? Io ho chiamato per esprimere solidarietà a lei, Giorgio, perché è da un'ora che tenta di fare una domanda e il sindaco parla sempre. Finalmente solidarietà al giornalista contro l'invadenza del sindaco. Finalmente qualcuno mi dà ragione, grazie Presidente. A parte questo era così, insomma, il rapporto con l'amministrazione, ma con tutte le istituzioni padovane, dice bene Sergio quando dice siamo in una fase congiuntura positiva. Nel momento in cui abbiamo inaugurato questa fase di collaborazione in tutto, i problemi di chi serve assieme il territorio di Padova come riferimento per tutti i comuni, ma il territorio nel suo complesso provinciale vive solo se dialogo, e il dialogo si trova sulle cose concrete, non sulle teorie. Dopo Sergio dice che non è un politico, ma è tanto politico anche lui. Io scherzo sempre su queste questioni qua. No, le ho detto che ci sono dei problemi da affrontare, però chiedo scusa Fabio, perché purtroppo c'è un rimborbo, chiedo anche alla regia se riusciamo a sistemare l'audio qui in studio, perché facciamo fatica a sentire bene, e ovviamente ha detto che però comunque con lei riesce sempre a trovare un accordo, a superare dopo questo post-Covid che ovviamente sta disturbando un po' tutti. Noi oggi Padova sta dimostrando anche come unica anche a livello regionale, che le istituzioni assieme riescono ad avere dei risultati. Istituzioni assieme. Presidente, Presidente, inquadratevi un po'. Presidente, se riesce a staccare il telefono la sentiamo meglio, perché vicino ci rimbomba e noi qui in studio non la sentiamo bene, chiedo scusa. Può ripetere? No, stavo dicendo... Ecco, così se stacca un po' lo sentiamo meglio, prego. Che dice bene Sergio quando parla di
istituzioni assieme, i risultati oggi per il nostro territorio, per la nostra città, li si raggiunge non un'unica istituzione sola, ma un risultato che si ottiene in un grande gioco di squadra, e con Sergio, con la Camera di Commercio, con l'Università, con la grande esperienza di questo prefetto che abbiamo a Padova, il prefetto Franceschelli, col questore, i risultati li si trovano e abbiamo dimostrato che con molta semplicità, anche con il distinguo, abbiamo ottenuto dei grandi risultati per la città e per il territorio. Perfetto. Senta Presidente, domani lei se passa nella sede nostra le offro un caffè perché finalmente mi ha difeso, quindi le offro un caffè, va bene Presidente? Poi Sergio sa che il PP1 si risolve anche domani mattina se c'è qualcuno che porta l'assegno e prende e compra la terra. A quel punto abbiamo risolto i nostri problemi. PP1 sta dicendo. So perfettamente, infatti sei responsabile non sotto l'aspetto materiale, sotto l'aspetto morale, perché prima scherzavo, ci stai dando da fare, questo è vero, però è un problema molto importante per Paolo che va risolto. È un problema importante perché metterebbe a posto tutto quel lì. Va bene. Che oggi peraltro ha in Piazzale Boschetti e del nuovo Selvatico una zona che si sta riqualificando in maniera importantissima. Perfetto. E quindi manca solo il tassello del PP1. Bene, ha capito Presidente che se passa di qua le offro un caffè perché mi ha difeso? Domani mattina vengo e le esprimo solidarietà anche personale. Bene, io le offrirò un caffè molto volentieri. Molto volentieri. Te lo offro io se vieni in comune. Va bene. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie Presidente. Ho veramente un buon rapporto con lui, nel senso costruttivo, nel senso ogni tanto... C'è stato un po' con gli autobus, con sì, un periodo mi sembra. Perché ognuno cercava di avere il meglio per la città. Io avevo una visione, lui aveva un'altra, alla fine abbiamo trovato una cosa per fare l'interesse della città e abbiamo risolto il problema, nel senso pubblicitario abbiamo trovato l'accordo. Però veramente con Fabio Bui, con il Presidente del Provincia, abbiamo un ottimo rapporto, ogni tanto abbiamo qualche problema, insomma, sono visioni diverse, lui deve badare a 101 comuni, io bado molto alla città, ma dopo la cosa facciamo insieme, come ha detto Fabio, facciamo sempre la Comepa, vuol dire tutti i comuni attorno a Padova. Stiamo collaborando bene, è stata un'invenzione quella del passato delle vecchie amministrazioni, in cui l'ho riattivato i primi giorni quando sono arrivato come sindaco e stiamo lavorando bene con tutti quanti. Ho la pubblicità, però sentite cosa ha detto, che ha parlato sempre lei, cioè per fortuna che poi la interrompo sempre, lo vorrei mai, no, va benissimo. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco perché ci sono molte domande, telefonate, quindi rimanete con noi tra poco.